È curata da Gianni capitano. Marsili. Mi piace il capitano. Capitano. Beh, il capitano è un bel ruolo. Sì, capitano mio capitano. Perché capitana, brutto. No, Capitano no. è bello. Capitano no. Ci sta, no, capitano no. Brigantessa mi piace, Bello, brigantessa. bello. Prima Ce avevamo- l'hai un po' della pirata, della No, corsana? io guarda, assomiglio, sono veramente identiche, mi ha fatto impressione scoprirlo, l'ho scoperto da sola, ho visto la foto di una brigantessa che si chiama Michelina De Cesare, anche insomma una brigantessa molto nota di Caserta, identica, Vedi? sono identica a lei e pensa che lei, poi tanto posso dire quando sono nato, oramai sono grandicella, non me ne frega più niente, lei è morta nel 1868 e io sono nata 100 anni dopo. E allora, se Qualcosa uno, se potrebbe uno comincia a essere. tirar fuori Vabbè, teorie... detto ciò vi ricordo che da casa potete ancora votare per 10 minuti su 342 6275 717. Diciamo anche i codici, magari facciamo dire anche le foto dei ragazzi. 01 Maniva, codice 02 Josap, codice 03 Mike, codice 04 Fortuna Cafasso. E con questo abbiamo questi ultimi minuti, sono arrivati tantissimi voti. Ah, non lo credo, io non so niente, per Stanno pulizia. sudando per fare i conteggi. Cerchiamo Bene, di far conoscere complimenti. meglio i 4 protagonisti di questo pomeriggio. Come in li questi vogliamo, 10 minuti. come li vogliamo conoscere questi ragazzi? Beh, cominciamo vuoi chiedere tu? Non so, ricorditi, no, scherzo. Allora, intanto perché io canto per, ecco, con Fortuna ecco, cominciamo Cafasso. da lì, Io cominciamo canto da per lì. Allora, il titolo io canto della per, rubrica. sinceramente per sentirmi me stessa, per sentirmi libera di esprimermi, ma soprattutto di essere. Questo c'è un retro. Beh, diciamo andrebbe analizzato a lungo, non Il bastano. nostro amico giudice potrebbe dire possiamo aprire un fascicolo. Non basta così poco tempo, insomma, come una trasmissione, però chiaramente abbiamo capito che è qualcosa di molto profondo e introspettivo, insomma, Sì, ti accompagna evidentemente da molto. Da che età canti? Da quanti anni avevi quando hai preso? Avevo 2 anni e i miei vedi? genitori raccontano che cantavo in culla le canzoni della Disney, quindi da che ho ecco. memoria, insomma. Da che hai memoria? Ho iniziato prima a cantare che a parlare, diciamo così. Dai, quindi è una passione proprio La forte. voce c'è. La voce c'è. Esatto. Beh, io non mi esprimo perché ci sono, ripeto, dopo i voti, come ho detto prima. Mike? Beh, io canto per comunicare e per essere una voce per chi magari una voce non ce l'ha. Questo bello. è quello che mi sento di dire. In che senso ti senti una voce per chi non ce l'ha? Magari per persone che vogliono dire qualcosa e magari si ritrovano in situazioni in cui non possono dirla. E quindi possono esprimere. E quindi credo di essere un po' una sorta di pioniere per gli altri. Bello, Forse ho questa questo. responsabilità, mi sento questo. Anche questo nobile. Ma tu aggreghi con gli amici e quindi in qualche modo ti fai portatore, no? Per capire? Certo. Ovviamente chi fa il nostro mestiere cerca in qualche modo di trasmettere un messaggio. Non Certo. siamo solamente voci, ma siamo strumenti. Questo E è vero. voglio essere uno Questo è strumento vero. per gli altri. Tutti i grandi artisti sono capopopoli, capito? Cioè Vasco Rossi rappresenta un popolo, Renato Voglio essere Zero questo. rappresenta un popolo, poi chiaramente questi popoli si mischiano, però è così, sono d'accordo con te. Con la prima Giorgia, Giorgia numero 1 perché ce l'ho così, però lei il codice siamo 02. Io canto perché sono me stessa al 100%, senza paure, senza dubbi e senza insicurezze. Sono tutti se stessi, anche e questo qui è già un siamo fatto. su piani, Sono contenta diciamo, perché tu sei te stesso. Tutto spirito, io mai. Manco io, perciò dico, sono felice per Mai, loro, perché così giovani hanno già le idee chiare. Io non ce l'ho. Non sopravviverei a me stesso. Ma sai che nemmeno io. Invece la nostra Maniva, sempre Giorgia, la Giorgia numero 2, 01, codice 01, però sto facendo confusione, ma tanto credo che i giochi siano un po' fatti. Io canto per trasmettere e per risvegliare i sentimenti delle persone, le emozioni, visto che a volte vengono un po' tralasciati tra il quotidiano e quant'altro. Mi piace sapere che quello che sento, insomma, venga trasmesso alle persone che mi ascoltano.
Beh, comunque sono... no, tutto- intanto guarda, hanno le idee chiare. Ce ne fosse uno che ha detto io canto per svoltare, alla romana proprio, no? Dice io canto perché voglio arrivare al successo e fare un po' di soldi. Quello è il retropensiero che penso Quello che però è esiste un chiaro, po', no? no. C'è. Ma secondo me quella è una cosa che viene successivamente. È conseguente. Assolutamente sì, è inutile nascondersi dietro ad un dito. A tutti farebbe Certo. piacere magari camminare per strada, essere riconosciuti e idolatrati, Sì. ok? Però comunque bisogna che cammini prima l'arte e il saperlo fare bene. Certamente, certamente. Poi va detto, è un lavoro, a prescindere. Chi lo fa ha il piacere di fare una cosa che gli piace, quindi la mattina quando si sveglia è ben felice di fare 300 o 3000 chilometri, Mamma mia. è ben felice quando a fare le prove, è ben felice di tante cose. Altro che 7 ore, 8 Infatti, ore, quando 9 si parla ore. di successo Non è ci sia sono un ore. successo ovviamente del pubblico, ma anche un successo personale. Certo. E quindi Certo. anche Realizzarsi, no? Assolutamente. È un modo di realizzarsi. Pensate a tutti quei grigi che tutte le mattine prendono un trenino o una metro o con la macchina in fila sul raccordo anulare perché stanno andando in un posto facendo qualcosa che probabilmente non gli piace Controvoglia. fare o che comunque non verrà mai, diciamo, messo in evidenza come è giusto che sia. E quelli sono proprio delle persone che soffrono. Ecco perché bisogna stare attento quando si alterca con i terzi, perché tu non sai mai in quel momento quella persona quanto sta soffrendo, quanto ha bisogno invece di, al limite di non esprimersi, capito? Perché c'è dentro tanta rabbia che è repressa. Adesso entriamo in un campo Ci vorrebbe... però con le canzoni vostre poi ci stiamo. Il piano invece, io volevo sapere, il piano B, avete un piano B? Oppure pensate che non esiste piano B per la vostra vita? Ecco, il piano B, è importante il piano B. Come di solito il retro, il disco era il retro, il 45 sì. giri, aveva il lato È B vero, che era è vero, era è migliore. il lato B, che qualche volta era migliore, no? è vero. Spesso. Per me il piano B, sto studiando all'università scienze tecniche psicologiche, però la cosa principale per me è il canto. Vabbè, un B. Però il B c'è. Invece Giorgia? Io invece lavoro. Giorgia, scusa perché oramai Sì. è Giorgia. Maniva. Io invece lavoro in un'agenzia di affissioni pubblicitarie a Roma. Quindi ho cercato di mantenermi comunque vicina al mondo dello spettacolo, insomma ovviamente interagiamo con... Dell'arte Esatto, artistico. esatto. Poi uno si dovrebbe sperare di non avere un piano B, ecco. La vera Beh, svolta è però vivere è di questo importante tutti i oggi. Cioè, tu giorni, lavori in secondo me. un'agenzia che ha i manifesti, quelli che vedi per strada. Esattamente. E beh, il sogno tuo è di riempire tutta Esatto. Roma dei manifesti. Non è male. Potresti fare uno scherzetto una volta che c'è una bella campagna importante tipo quella del lungo il C'è Tevere figli, Roma. c'è Inserisco figli dentro. Maniva. Ci ho pensato, Maniva, votate il codice 01. Bravissima, brava. Mike, invece il piano B? Beh, sì, ovviamente si lavora, però il mio piano B a volte è anche avere la speranza, il progetto che arriva subito dopo il piano A. Mi piacerebbe creare una scuola, Dai. quello che non ho mai avuto. Bello. Da Una quando ero scuola di piccolo. canto, di artisti. Sì, assolutamente Bene, sì. questo Questa è è- Lui c'è proprio, io prima stavo dicendo, lui sembra un po' un politico, no? Che dice io sono il portavoce della gente. Certo, E lui c'ha ce questo, l'ha. no? Sì, ovviamente quando hai un vissuto particolare Certo. non pensi solo a te stesso, ma pensi anche a te stesso verso gli altri. E mi piace vivere così. Passiamo il microfono a Fortuna. Ma Con questo io in nome, realtà... Fortuna. Speriamo mi porti fortuna. Ma io in realtà, cioè, non è per presunzione, però non riesco a vedere un altro piano al di fuori di questo. Ecco, Vabbè, io vedi. col tuo... No, io concludo dicendo che qui un piano B c'è, perché a prescindere da quello che saranno i risultati, i primi due tornano per diritto e per Certo. acclamato. Gli altri due tornano quando vogliono, a distanza di un mese da oggi, con un nuovo brano e andiamo avanti tranquilli. Perciò, come vedete, Intanto interrompiamo il televoto, stop. Quello che doveva succedere è già successo. Quindi da questo momento in poi non mandate più i messaggini, non mandate No. niente perché assolutamente non si può più fare niente. Però fammi qualcosa, Alex, di più forte, di più suspense. Oh. E adesso ci possiamo anche un attimo rilassare. certo. Allora, mi hanno scritto da casa, cioè uno
qualcuno del pubblico attraverso il social. dai. Tua mamma di dov'è? Etiope. Etiope. Hanno detto, Addis Abeba. quando Mike ha detto che la mamma è etiope, a Joy è venuta la bava qui, perché io qui faccio l'emigrante, come c'è una persona che arriva da un'altra parte mi ci fiondo, quindi l'idea di poter intervistare tua mamma Che ci racconta sicuramente una storia, no? racconta, Assolutamente esatto, sì. e io credo che lui abbia una storia particolare, perché da 2 o 3 cose che ha detto l'ho Sì, capito. Poi invece su Fortuna volevo dire qualcosa, tanti giochi sono fatti, io non conosco nessuno di questi ragazzi Neanch'io. come non mai visti in vita mia. Chiaramente questa settimana sono andata a spulciarvi un po' tutti quanti. Credo che Fortuna su quello che diceva abbia ragione, perché lei è in un contesto particolare, quello Certo. della Campania, un mondo a parte. Lo dico perché lo conosco, Certo. lo dicevamo prima, io con Franco Ricciardi, che è un cantante proprio delle Vele, ho fatto una prima trasmissione 3 secoli fa con un certo Belmondo, te lo ricordi? Come no? Belmondo mi aspettava al molo per andare a Ischia e io gli dovevo dare sempre i biglietti dei concerti degli artisti che Lo stavo chiamavano portando a Belmondo, Ischia. ma era chiaramente napoletano solo perché assomigliava a comunque Belmondo. pittoresco avrebbe detto No, ma qualcuno. lui era faceva una trasmissione sportiva con Sì, tutti sì. dell'ambiente napoletano e con Ricciardi. Chi inizia quel percorso da quelle zone è difficile che poi non riesca in qualche modo, diciamo, a spuntarla. Perché Certo. c'è un altro tipo di mercato Sì. che non c'è a Roma, non c'è No, in Toscana, vero. non c'è in Abruzzo, non c'è, sta solo lì, forse un po' in Sicilia. È un altro tipo di mercato, è Sì. vero Fortuna? Ho detto È Sì, una sì, cosa- è vero, assolutamente. E lei ha già un po', andandomeli a spulciare Certo. sui social, come ognuno di voi ha una sua identità, chiaramente quella forse la conosco un po' meglio, ecco perché mi permetto di dire, sono abbastanza strutturate. E il brano che ha portato oggi ho visto che è anche già molto... C'è quel pizzico di neomelodico ecco perché l'ho detto. che poi per cattiva cultura, È una no? realtà. Uno ha definito il neomelodico, qualcuno, io per esempio non sono d'accordo, perché nel neomelodico ci sono delle melodie stupende e in alcuni casi anche dei testi interessanti, qualche volta scontati, ma comunque rimane un fatto che entra nel tessuto di chi vive la giornata e quindi comunque è comunicazione. La cosa grave, sai dove la rilevo io? Che mentre il neomelodico viene visto un po' così, poi magari tutto quello che è il genere, vedi Castellina Pasi anziché l'orchestra Casadei, Certo. che è comunque una forma di Certo. canzone, perché uno che Popolare. canta, con tutto il rispetto, l'ho cantata e mi ci sono divertito, ciao ciao mare, non è che ha vinto il premio Nobel per la letteratura, capisci? Comunque ha comunicato. Forse avrà vinto il premio della SIAE, che è quello No, più importante. Ha vinto che ha venduto qualche milione di dischi. Esatto. Questo è vero, perciò per me è sempre uno che va preso Esatto. in considerazione. Pertanto che ben venga una concorrente che porta avanti questo modo di cantare e questo modo di espressione che è, appunto fa parte di un genere abbastanza particolare e selettivo. Questo è vero, è selettivo. Comprendo. Invece Sì. sui brani... perdonami Fortuna, volevi dire qualcosa? Sì, solo una cosa velocissima. È vero, a me fa molta tristezza quando veniamo etichettati cantanti neomelodici, perché non è così. Cioè, nel senso, secondo me bisogna fare sempre una selezione, che sia un cantante italiano, che sia un cantante neomelodico. C'è sempre chi magari canta in un certo modo e si distingue dagli altri. Ma il Tutto qui. termine neomelodico e neologismo che si sono studiati negli anni 90, prima non esisteva. Esatto. Per neomelodico si intendeva un'altra cosa, invece da quel momento in poi, per un libro che è uscito, adesso non voglio andare a ravanare questo libro, ha etichettato i neomelodici in un genere particolare e quindi ne ha fatto E di quindi tutt'erba un è nata fascio. una sorta Poi di secondo razza, me è sì. gusto, ognuno ha il suo gusto, a chi piace il jazz, a Certo. chi piace il pop, a chi piace il rock, e poi c'è questo tipo di musica, poi lei lo sfiora in realtà, non è che stai proprio là, un po' lo sfiora, come abbiamo detto Lo prima. sfiora, non è proprio decisa la No, cosa. però insomma, Adesso- nel bene e nel male, perché poi tu hai tutto quel seguito che magari loro non hanno, che si crea lì, con quel genere lì, si crea proprio subito, anche Beh, se... intanto hai la voce, il timbro della voce Ma è guarda che i chiaramente... neomelodici quasi tutti hanno una voce che cioè, di tutto rispetto, quindi Beh, anche una lo che- stesso D'Alessio, che è stato sempre etichettato come Sì. neomelodico, ha una voce, può piacere o no, ma la voce ce l'ha, è un grande pianista, è un grandissimo Beh, arrangiatore, io ho perché lui è prodotto nato una come voce arrangiatore. napoletana che io... Gigi Finizio. Che io ho sempre paragonato a... Beh, adesso, siamo, per carità, però, con rispetto di ecco, tutti, lì, ma siamo a livello più alto. Ecco, io ho detto che
l'Al Jarreau italiano. Un ecco, pezzo di tutto qui. Finizio? Amore amaro, che cos'è? Ma tu hai prodotto proprio Amore amaro, no? Io ho prodotto, sai che non me li ricordo Vabbè, nemmeno, ne ho amore, prodotti amore, tanti. amore Beh, mio. intanto con me ha vinto un Sanremo, quello di un Sanremo Giovani l'ha vinto È già con me. qualcosa. Che era la cosa del caffè, una cosa del genere. Vabbè, insomma. Vabbè, adesso ti ho preso un po'. Invece del brano di Mike, che ha portato un brano importantissimo No, su Mike di John io Legend. in privato gli ho detto a lui, il brano, la scelta è eccezionale, ha coniugato bene la sua voce con questo brano, quindi ineccepibile. Però è sempre questo consiglio che quando uno ha 4 minuti, specialmente in queste occasioni, io dico sempre canta italiano, ecco, tutto qua. Questo è il mio consiglio, è un mio pensiero, è un mio modo di... Fermo, l'ha detto appena dopo aver cantato. Sì, sì, io perché so già, allora io l'ho un po'... Invece delle due fanciulle... Le due fanciulle, per carità, una aveva deciso di non cantare più, invece Chi delle è due? ritornata in... ma guarda, stranamente quasi tutte e due. Io quello che l'ho letto avevo... Non volevate perché io cantare le più? intervisto un po' al telefono prima che vengono, capito? Perché è bene. ovvio, è il mio lavoro. Certo. Io non posso portare qui una Certo. persona che non ha passato, se no che curatore sono. Certamente. Ecco, io curo. Scherzo. Allora ho fatto delle domande, allora lei aveva un po' smesso, probabilmente aveva avuto qualche... Maniva? aspetta, no, Joseph? no? Avevi smesso? Aveva smesso, aveva bisogno di... Con la scuola di canto ho Ah, smesso ok, per un va po'. bene, va E bene. quindi io gli ho detto, ma perché? Poi io ho ascoltato anche altre canzoni di lei e lei ha preferito presentare questa, che chiaramente è un argomento toccante, però lei ci si identifica e io difendo questo. Posso, tanto oramai il voto non c'è più, non influenzo nessuno, è una storia personale? Beh, è la storia del papà. Beh, non lo sapevo io, poteva Io- essere una no, storia... no, no, ti sto solo Sì, informando. sì, sì. Questo brano all'inizio può sembrare che parli solo di mio papà, ma in realtà parla di due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, che lui ha perso la mamma e lei il papà. E questi due si incontrano. Perché lei si tiene allegra, capito? Quando, Beh, però a volte anche si per, tira su. a volte anche per esempio quando ha cantato Fortuna io ho dovuto fare un grande sforzo, visto che eravamo in fase di votazione, mi è venuto da piangere, mi sono dovuta proprio concentrare, vero. sono mamma, Beh, quindi è a vero. pensare a un bambino che non c'è più, guarda, lo dico adesso, mi viene che ci avrò sto È spirito, vero. me lo dico pure io, che ne so. Invece della nostra Giorgia 2. Giorgia ha una grande voce e questo lei lo sa, io gliel'ho detto già al telefono, gli ho detto Giorgia tu canti molto bene, puoi fare un bel repertorio, hai l'età giusta per poter affrontare diciamo un po' la quinta, ecco. E quindi la quinta, dice ma non ce l'ha la quinta. Scusatemi che mi allora sposto mettila mentre qua. siamo in diretta, ma sono arrivati i voti. Sono arrivati C'è i la voti. manina che non Mo esce non vi e quindi suicidate, devo uscire tanto. io. No vabbè, voi continuate a parlare perché io qui mi devo un attimo... tocca fare somme? Sì, oddio mio. Le do, allora, Oddio mio. è sconvolgente. Io non so, Ti non giuro è so sconvolgente. perché No, parla tu, parla con i ragazzi che io mi devo fare un attimo un conticino. Vai, vai. Vai. Che cosa Di dire? là, non lo so io cosa vuoi No, dire. io non seguo le votazioni per pulizia, perché per me se siete qui per quello che riguarda il mio avete già vinto, no? Perché avendovi selezionato di fronte ad altri 20 che si sono proposti, io ho detto questi sono 4 proposte. Poi è chiaro, io gioco pure nel diversificare, cioè una canta una canzone, lui cantava quella, lei ha cantato quella, perché comunque qui anche oltre alla gara, facciamo anche intrattenimento, spettacolo, quindi il mio lavoro è anche quello di mettere insieme ogni settimana un qualcosa che possa tenere viva la nostra parte di... Ecco, Allora, sì, prima, guarda, prima di io volevo lanciare una, chiamiamola così, un appuntamento per le prossime settimane. Sì. Visto che sia tu, che io, tutti quanti, abbiamo tanti amici nel mondo dello spettacolo che mi chiedono ma vieni allo spettacolo, mi fai vedere l'appuntamento, la mia locandina, mi sembrava scorretto non farlo. Allora chiedo gentilmente alla regia se mi può mandare una locandina di un caro amico che si esibisce, adesso vediamo un po'. Eccola, io da qui riesco a vedere, chissà, vedo male, però vedo, mi sembra che è l'8, chi vede meglio di me, è l'8. Ah, eccolo qui, mi giro, non è corretto, ma mi caffè giro. letterario, Domenica intanto. 8 ottobre, alle 20:30, il nostro caro amico Rocco Miglionico. Pensate che Rocco
è una voce barocca, stupenda, ha una voce strepitosa, quindi vi invito ad andare a vedere questo spettacolo, una musica particolare che difficilmente si sente in giro. Ecco, il mio obiettivo è portare qui anche qualche consiglio per qualche spettacolo teatrale, soprattutto adesso abbiamo iniziato così. Il teatro è sì. Esatto, è un tassello che ci manca, ma siamo alla terza puntata. Dobbiamo Piano fare piano. tante cose, abbiamo tante sorprese per voi, ma ve le porteremo piano, perché chi va piano va sano, Poi ci abbiamo fino a giugno. chi va quindi, piano va sano e va... va distante e lontano. No, va insomma. lontano. Chi va piano... Era voluto. Va bene, adesso facciamo così. Dai, Siete piano pronti? Siete pronti? Allora, al quarto posto, con 159 voti, Mike! Fategli un applauso, ragazzi, 159 voti. Al terzo? Sì, no, al quarto. Hai Al detto il terzo, quarto, sì, al adesso. quarto. Al terzo no, perché stanno messi in maniera... Al terzo con 185 voti, Fortuna Cafasso. Fortuna, 185 voti. 185? Questa qua secondo me ha messo i manifesti, perché con 260 voti al secondo posto Maniva. Grazie. Vuoi sapere, sì? Joseph con 356 voti, primo posto. Grande applauso. Guarda, stanno qui, non vi diciamo, guarda, li voglio pure far vedere alla telecamera, perché sennò sembra che io abbia detto, eccole qua, guarda, se vi volete avvicinare vi potete avvicinare. Quindi torneranno le due Giorgia. Le due Giorgia tornano, esatto. Tornano, invece per Fortuna e per Mike c'è la possibilità, volendo, di ripresentarsi. Tornate. Noi siamo qui per accogliervi, insomma, con grande piacere. Avete fatto tutti e quattro comunque una performance. Ecco, una cosa che volevo dire da casa, perché qui siamo trasparenti. I ragazzi cantano tutti in playback, perché c'è un'esigenza tecnica. Anche Sanremo, quando si canta dal vivo, ci sono problemi. L'iTunes, ci sono tante cose, nella certo. seconda parte, quando i ragazzi, arriveremo a metà del concorso, quindi a metà delle nostre puntate, da quel momento in poi ci attrezzeremo per cantare dal vivo. Quindi chiunque verrà qui canterà dal vivo. Adesso, se mi date un microfono, penso che possiamo partire con la sigla, perché siamo arrivati un sabato italiano e ci vediamo sabato prossimo. Grazie a tutti, grazie. Il credito cortile ricomincia a miagolare, l'umore è quello tipico del sabato invernale. La radio mi pugnala con il festival dei fiori, un angelo al citofono mi dice vieni fuori. Giù in strada per fortuna sono ancora tutti vivi, l'oroscopo pronostica sviluppi decisivi. Guidiamo allegramente, quasi l'ora delle streghe. C'è un'aria formidabile, le stelle sono accese. Sembra un sabato qualunque, un sabato italiano. Il peggio sembra essere passato. La notte è un dirigibile che ci porta via lontano. Così ci avventuriamo nella Roma felliniana. Equilibristi in bilico sul fine settimana, sulle immagini di sempre, nei discorsi e nei pensieri, dilaga anacronistica la musica di ieri, malinconia latente nei momenti più felici, abissi imperscrutabili le donne degli amici, e in questa storia imprevedibile d'amore dinamite mi rende tollerabile perfino la gastrite. In questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato. La notte è un dirigibile che ci porta via lontano. E adesso navighiamo dentro un sogno planetario, il whisky mi ritorna su, divento letterario. Ma perché non vai dal medico? E che ci vado a fare? Non voglio
voglio mica smettere di bere e di fumare in questo sabato qualunque, un sabato italiano. Il peggio sembra essere passato, la notte è una variabile che